Un'altra vittima da coronavirus in Veneto, la prima nell'ospedale di Venezia, mentre aumentano i casi positivi. La videoconferenza dei 3 governatori con il premier Giuseppe Conte nel pomeriggio per chiedere misure urgenti per il mercato, le imprese e il turismo. I sindaci della città metropolitana riuniti in assemblea a Mestre concordano strategie per limitare il contagio da coronavirus. La città è in ginocchio ma non ci arrendiamo a dirlo gli organizzatori e commercianti dell'iniziativa. Offriamo l'aperitivo in piazza San Marco. Mare locali pubblici in difficoltà. Nel veneziano il calo è considerevole e tanti dubbi sull'applicazione delle norme governative, soprattutto sulla somministrazione al banco. Basilica di San Marco ancora sott'acqua per l'alta marea, al via i lavori di restauro del sistema di pompe che mettono a riparo la chiesa dall'acqua alta fino agli 88 centimetri. Basket, vittoria orogranata su Brescia nella partita a porte chiuse disputatasi ieri. L'Umana Reyer ai quarti di finale in 7 Days Eurocup. Buonasera, edizione veneziana dei nostri notiziari. Le notizie cambiano di minuto in minuto. Avevamo preparato una tabella per aggiornarvi degli ultimi casi di coronavirus, ma vi leggo l'ANSA che è stata battuta davvero da pochi minuti, che aggiorna ovviamente i dati. Continuano a salire i casi di contagiati da coronavirus in Veneto e rispetto ai dati di oggi alle 12 in cui i casi erano 360 ci sono 26 nuovi pazienti positivi che portano il numero totale dei casi a 386. Si è registrato anche un nuovo decesso, questa volta presso l'ospedale di Treviso. Dicevamo da 360 contagiati a 386, questo è davvero l'ultimo bollettino che ci è arrivato dalla regione. Hanno lasciato intanto l'ospedale 11 pazienti a Padova, 6 a Mestre, 3 a Venezia, 2 a Vicenza e 1 a Treviso. Il numero dei morti complessivi dunque registrati fino a quest'ora è di 7 in tutto il Veneto. E andiamo proprio nel territorio veneziano perché purtroppo c'è una prima vittima anche a Venezia. Si tratta di un caso, era ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Dopo i 2 decessi di Treviso ieri pomeriggio si aggiunge un altro morto, questa volta a Venezia città, la prima del capoluogo, avvenuta nell'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo. È arrivata anche la conferma del primo caso di coronavirus a San Donà di Piave. Si tratta di un uomo di 81 anni che vive con la moglie e il figlio. Era stato trasportato in ambulanza al pre-triage allestito nell'apposita tenda della Protezione Civile attigua al pronto soccorso, dove il personale medico ha accertato il contagio. Successivamente l'81enne è stato trasferito dall'area di pre-triage al reparto malattie infettive dell'ospedale civile di Venezia. Poi il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 ha preso in carico i familiari e attuato il protocollo regionale che prevede la sorveglianza al domicilio per 14 giorni dall'ultimo contatto con il contagiato. Il sindaco Andrea Cereser invita però tutti i cittadini a mantenere la calma. Non devono farsi prendere dal panico né alimentare il panico. E in secondo luogo ribadire tutte quelle misure di igiene che vengono diffuse nei diversi modi e che riguardano proprio il comportamento che uno deve assumere quando va in locali pubblici, quando incontra altre persone, relative al lavaggio delle mani, al fatto di non toccare la bocca o le congiuntive con le mani, eccetera. Quindi queste misure. Intanto abbiamo nuovi aggiornamenti, altra ANSA battuta in questi minuti. Il Casinò Municipale di Venezia riapre al pubblico da venerdì 6 marzo, lo ha reso noto la Casa da Gioco, spiegando che da questa data le sedi di Ca' Vendramin Calergi e di Ca' Noghera saranno riaperte al pubblico nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria sul coronavirus. I sindaci del veneziano si sono riuniti in assemblea a Mestre per fare il punto sulla situazione. Allora sentiamo com'è andata. La prima cosa che si sentono dire appena entrati è di prendere posto in platea, distanziandosi almeno di una poltrona l'uno dall'altro. Le precauzioni contro il contagio da coronavirus entrano anche all'assemblea dei sindaci della città metropolitana di Venezia. A dirigerlo il sindaco Luigi Brugnaro, con accanto il prefetto Vittorio Zappalorto e l'assessore Simone Venturini. Per Capoluogo Maggiore Andrea Zampieri. Sindaco presente.
del Campano Gara Antonio Cusato. Prima di aprire al dibattito, Brugnaro illustra le iniziative messe in campo finora, a partire dalla sanificazione di tutti i mezzi pubblici, pratica ripetuta con cadenza giornaliera. I comuni, a partire da quelli toccati dal contagio, sono peraltro impegnati sul campo in un'attività di informazioni ai propri concittadini. Le persone si stanno informando, noi abbiamo l'ufficio comunicazione con il pubblico che riceve molte telefonate, gli uffici, soprattutto quelli legati allo sport e alla cultura, che ricevono richieste di informazioni dalle associazioni. Questo è un buon segno, si fidano dell'amministrazione comunale. Compatibilmente con le proprie competenze, poi le amministrazioni comunali si stanno preparando ad intervenire anche in ambito economico. Abbiamo un incontro con le associazioni di categoria per valutare lo slittamento di alcune imposte comunali. In modo specifico stiamo valutando lo slittamento della Tari e della COSAP. Queste sono le imposte tradizionalmente comunali. I sindaci invitano i cittadini alla calma, concordano strategie con gli imprenditori locali, poi però arrivano come mazzate comunicazioni come quella del Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi, che ha sconsigliato ai suoi connazionali i viaggi non essenziali nel nord Italia. Il turismo è uno dei settori in maggiore sofferenza. Se avevamo dei dubbi su questa Europa, si sono manifestati sicuramente in modo molto evidente in questi giorni, perché effettivamente vediamo che un'Europa non c'è. Quindi questo è molto grave, perché secondo me è un segnale importante che bisogna rifondare questa Europa, perché bisogna creare un'Europa solidale anche su questi temi. Allora, in questo momento, mentre stiamo andando in onda, il Presidente della Regione del Veneto è in videoconferenza con il Premier Giuseppe Conte e altri Presidenti di Regione per capire e decidere le misure economiche da adottare per affrontare l'emergenza. Abbiamo ovviamente lì una nostra troupe, ma intanto vi posso dire le prime parole del Presidente Zaia. Stiamo parlando di 3,6 miliardi di euro. 3,6 miliardi di euro, dice Zaia, che però non bastano, ma aiutano sicuramente la nostra Regione. Noi vogliamo uscire dalla logica della zona rossa, perché tutto il Veneto è colpito, quindi si sta discutendo proprio di soldi per cercare di capire quanto potrebbe arrivare nella nostra regione per iniziare a dare un primo aiuto all'economia del nostro territorio pesantemente colpito da questa situazione. Allora, a proposito di territorio, con le immagini adesso andiamo proprio in piazza San Marco, dove oggi è stato organizzato un aperitivo per scongiurare la crisi, per allontanare le persone dalla paura. Vediamo com'è andata. La città, come può ben vedere anche lei fuori, è vuota, gli affari quindi vanno molto male. E diciamo che questa è molto peggio dell'acqua grande, insomma, perché l'area dell'acqua alta noi siamo abituati, diciamo l'acqua alta, questa è una cosa molto peggiore. Diciamo che noi la nostra speranza è che questa cosa passi in fretta, perché dal punto di vista economico la città è veramente in ginocchio. Tutte le attività commerciali sono in grossa difficoltà e le attività legate al mondo della ristorazione e alberghiero, che hanno un altissimo numero di dipendenti, sono le prime che soffrono chiaramente per i costi elevati che ci sono e l'assenza di incassi. Con questo spirito e per fronteggiare l'emergenza, prima che sia troppo tardi, l'associazione Piazza San Marco ha pensato all'iniziativa Offriamo l'aperitivo. Per tutto il mese, ogni giorno dalle 17 alle 20, per ogni drink acquistato uno verrà offerto. Vogliamo riappropriarci della città, questo deve essere un aperitivo che è sintomo di essere uniti per Venezia più che altro, e quindi riappropriarsi della propria città è una cosa fondamentale per una città come Venezia, che sta soffrendo moltissimo, e speriamo che questo serva anche per tutto il resto dell'Italia. L'idea sembra essere molto apprezzata. Sono venuta apposta per far prendere l'aperitivo in Piazza Venezia, per far vedere che c'è gente che si sta benissimo, un posto meraviglioso. Perché non venire? È una buona iniziativa, perché alla fin fine, soprattutto a San Marco, è difficile che i giovani vengano a prendere un aperitivo, e quindi è una cosa carina da fare per far ripartire questa Venezia in questo periodo un po' complicato, diciamo. Le università sono chiuse, ne abbiamo approfittato, è un buon momento, fa un po' specie vedere
Siamo felici di aver partecipato, ecco, aver portato il nostro. Un'iniziativa, ribadiscono, che non va a violare le disposizioni del decreto. E noi comunque ci atteniamo al decreto ministeriale che ci viene dato dall'alto, dal governo, e quindi noi facciamo entrare non tutte le persone, ma a seconda della tipologia del locale, quindi nel nostro piccolo locale facciamo entrare solo un certo numero di persone, dopodiché nel momento in cui queste persone escono possono entrarne altre in ottemperanza al decreto ministeriale. Questo non è un assembramento ed è un momento all'aperto con i tavoli che sono a 2 metri l'uno dall'altro, dove le persone che se stanno a casa sono a guardare la televisione e vedono solo disgrazie e cose che possono solo che abbassare il morale. Allora, da Piazza San Marco adesso invece ci spostiamo a Mestre. Questa mattina eravamo con le nostre telecamere al mercato ambulante. Tragica, la situazione è tragica e in più non c'è la gente è intimorita, non si è mosso nessuno stamattina, non so se nota anche lei, la gente è tutta rimasta a casa, stanno rovinando una nazione. È proprio un disastro, cioè proprio disastrosa, una realtà, non so come venire fuori qua perché è proprio un disastro. Qualcosa che non si era mai visto, tutti i mercati vuoti così, senza pochissima gente poca a confronto agli altri giorni e anche gli incassi più della metà. Addirittura più della metà? Sì, c'è molta paura lo stesso per il coronavirus, anche se secondo me è soltanto una brutta propaganda. Le ordinanze e i decreti ministeriali non hanno messo in discussione i mercati, ma il calo degli affari c'è, dall'abbigliamento ai fiori alla frutta, anzi confermano tra le bancarelle, mai si era assistito a qualcosa del genere e qui siamo in una delle piazze principali del veneziano, al mercato settimanale di Mestre. 99%, guardi, proprio non c'è, ci si muove, si spende i soldi del gasolio e così via, ma non riesce a sopperire le spese. C'è paura quindi a spendere? Molta, per il futuro insomma. Tutto qua. La situazione è abbastanza cambiata perché comunque la gente non è più la stessa e fa fatica a venire fuori. Secondo me c'è proprio una paura interna esagerata a sta roba che la gente ha paura di muoversi da casa probabilmente, non so, però ce n'è anche gente in giro, però secondo me hanno più paura a spendere e acquistare perché si devono tenere i soldi per la guerra che sta arrivando. A chiedere di ritornare alla normalità anche queste clienti, preoccupate sì, ma non del coronavirus. È vero, c'è meno gente, però noi andiamo tranquille, non vediamo mascherine. Siamo incoscienti. I suggerimenti cerchiamo anche di prenderli come ci dicono, però è una cosa troppo esagerata. Ci piacerebbe vedere più gente come prima, perché ci mandano a fallire l'Italia con questo sistema, veramente, perché tutti si lamentano. E a me fa più paura l'economia che il virus, perché abbiamo ragazzi che lavorano sul turismo e quello è un problema grosso. Adesso ancora a Venezia, perché sono tanti i dubbi di ristoratori, esercenti sulle norme, sull'applicazione delle norme che sono state dettate dal governo centrale. Vediamo. Mi spero che guarisca tutto, che sia tutto, mamma, siccome qua non si sa più niente, che dice delle volte che muore, di volte non muore. Speriamo bene, mi so che arriva qua boette, tasse da pagare tutto e non c'è nessuno. Bisogna tirarli fuori dalla banca se stiamo andando avanti, se no. Non c'è più la gente che avevamo prima, tra un po' le scuole che sono chiuse, tra un po' questo coronavirus, ovviamente il lavoro è calato. Inforniamo molto meno le brioche, la gente non viene e quindi siamo un po' prese così. Chiudiamo la domenica perché le messe non ci sono e niente. Solitamente affollati nei giorni feriali, bar e locali pubblici sono la cartina di tornasole dell'emergenza, lo sfogatoio di chi resta. Vorrei chiedere alle autorità questo, quelle 2 persone anziane che sono stati i primi 2 casi a Venezia, ricoverate nell'ospedale civile, prima di essere ricoverate, dove stavano? Qui avanti è vuoto, una camera su 30, lavora mia figlia qua, ma tutto vuoto. E tutti gli alberghi praticamente hanno lo stesso problema.
Tra sedie vuote e macchinette del caffè a riposo, tanti timori e pure le perplessità, soprattutto sull'attuazione del decreto del governo che impone distanze di sicurezza e divieto di somministrazione al banco. Proprio questa è la misura che più lascia perplessi i baristi, facile in teoria, molto meno nella pratica. Al banco cerchiamo di evitare, come è stato detto, però ovviamente è un po' anche, nel senso, un po' impossibile, cerchiamo di fare il nostro meglio. Abbiamo delle sedie alte, però abbiamo questo qua, abbiamo preso questo per lavarsi le mani e dopo vabbè, abbiamo l'HCCP, quindi se robe che ti fa tutti i giorni, non è che ti lo fassi una volta all'anno, ti lo fa tutti i giorni sistematicamente, mattina, pomeriggio e sera. E proprio il Baffo, così lo conoscono a Mestre, ha aperto il suo nuovo bar nei giorni dell'emergenza con una buona dose di filosofia. Proprio giusta, avevo trovato proprio giusta settimana, ho governato proprio il giorno del virus. No va bene, dai, ma passerà, è da passare. L'ottimismo veneziano, adesso pochi secondi di pubblicità e ancora su Venezia. Eccoci di nuovo insieme con l'informazione che arriva dal territorio veneziano. Basilica di San Marco ancora sott'acqua a causa dell'alta marea. La scorsa notte, oggi sono iniziati i lavori di restauro del sistema di pompe che mettono al riparo la chiesa dall'acqua. La buona notizia è che sono iniziati i lavori per il ripristino del sistema di pompe che mette la Basilica di San Marco al riparo dalle acque alte fino ad 88 centimetri. Rimane però da capire quanto dovranno durare in una settimana in cui le previsioni non sono buone, considerando che l'area della Basilica viene allagata anche da alte maree superiori ai 66 centimetri, che lasciano all'asciutto gran parte del resto della città. Un evento che si è verificato anche la notte scorsa. Io credo che sia questione di qualche giorno, non di qualche... a meno che se l'operazione come pare dove riguardi solamente una pulizia dei filtri delle pompe, a meno che appunto dopo aprendo si trovi che invece c'è qualche altro problema, perché le pompe sono sotto il piano di calpestia, sono sotto la pavimentazione, quindi non si vedono. Il sistema di pompe della Basilica di San Marco non è entrato in funzione in quanto insufficiente durante le acque alte di novembre e dicembre, ma la finora mancata manutenzione l'ha reso inutilizzabile in questi giorni di ordinaria amministrazione. Oltre all'ampio piano di interventi anti-alte maree previsto dal Consorzio Venezia Nuova per tutta la piazza, la Basilica tende il via libera per la posa di pannelli di vetro che, circondandola, fungerebbero da argine. Il progetto in questo momento è nella fase di valutazione da parte degli enti competenti. Gli esperti del provveditorato e della sovrintendenza stanno lavorando e quindi mi auguro che il loro responso, se ci sono delle cose da migliorare o comunque da considerare, sia sufficientemente rapido, perché per essere messo in funzione prima di ottobre bisognerebbe che i lavori cominciassero almeno in parte, nelle parti necessarie, che cominciassero ad aprile. Parlavamo dei danni dell'acqua alta e ancora su Venezia con una nuova ANSA che ci parla dello slittamento ad agosto della Biennale di Architettura. Doveva partire il 23 di maggio, un rinvio a breve termine potrebbe non avere efficacia, queste le parole degli organizzatori e del curatore. Si è deciso di posticipare dunque l'inaugurazione della Biennale al 29 di agosto, riportando l'edizione di quest'anno della Biennale dell'Architettura alla durata trimestrale, dunque da fine agosto a fine novembre. Prevista per il 23 di maggio, è stata spostata al 29 di agosto. Adesso parliamo di sport, basket, vittoria oro granata su Brescia e l'Umana Reyer è ai quarti di finale. Siamo molto contenti di questa vittoria, molto contenti e soddisfatti di questa qualificazione, anche perché aggiungiamo un'altra prima volta al nostro club, ovvero un'altra prima volta che ci qualifichiamo a questi quarti di finale di Eurocup, quindi i complimenti vanno ai ragazzi, perché credo che non fosse facile dopo la vittoria della Coppa Italia e venire a giocare e vincere qui a Brescia, giocando una partita, devo dire, solida e abbastanza in controllo.
L'Umana Reyer è ai quarti di finale di 7 Days Eurocup, dove affronterà Malaga. Un altro traguardo storico raggiunto dai ragazzi di coach De Raffaele, che hanno chiuso il girone al secondo posto, espugnando in Europa il Pallaleonessa. La Germany Brescia infatti si è arresa all'88-93, in una partita a porte chiuse in seguito alle disposizioni stabilite dal decreto per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Abbiamo giocato una partita di squadra perché abbiamo avuto giocatori che hanno reso meno, ma come al solito il complesso di squadra ha prodotto lo sforzo per poi controllare la partita in una situazione, devo dire, onestamente irreale, perché senza pubblico è abbastanza triste l'atmosfera, però purtroppo bisogna adeguarci a ciò che viene deciso, la salute viene prima, ma la situazione non era certo facile per entrambe le squadre. Allora, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in questi minuti, quindi vi possiamo confermare in diretta lo stop delle lezioni scolastiche, quindi per le scuole di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido fino appunto alla scuola che coinvolge i maturandi, che sono tra l'altro i più preoccupati. Lo stop è confermato, lo si legge appunto nel decreto, fino al 15 di marzo. All'interno del decreto ci sono molte altre indicazioni, tra le quali quelle di fermare anche i vari meeting, le visite guidate, i viaggi di istruzione, meeting, manifestazioni sportive di ogni genere e tipo. Ovviamente gli approfondimenti anche nel corso dei nostri notiziari. Vi do in anticipo la notizia che a partire dalle 19:30 nell'edizione del telegiornale di Treviso avremo il presidente della regione Luca Zaia, che appunto potrà parlare direttamente con noi, quindi in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Vi do adesso gli ospiti del 20:10, il nostro consueto spazio di approfondimento questa sera dopo i notiziari. Il virus uccide il turismo. Gli ospiti sono Federico Capraro e Emanuele Boaretto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora il meteo. Bentrovati al meteo. Dopo l'ondata di maltempo di inizio settimana, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il nostro territorio giovedì. Ma vediamo nel dettaglio la situazione del 5 marzo. Sul Veneto al mattino sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento dappertutto. Più nubi poi dal pomeriggio, con precipitazioni via via più diffuse e a tratti anche intense, specie in serata e poi durante la notte. Temperature stazionarie, minime comprese tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 8 e 12 gradi all'incirca. Bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, quantomeno nella prima parte della giornata. A seguire il cielo diventerà sempre più nuvoloso, con l'arrivo delle prime piogge entro sera. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece oscillanti tra gli 11 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui dapprima sarà soleggiato, poi condizioni di maltempo intenso con neve localmente anche a bassa quota. Temperature minime fino a -3 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.